Motoseghe, gru a cavo e verricelli in azione nell'antico bosco d'Areme della Serenissima Repubblica. In Cansiglio è arrivato nei giorni scorsi Foritali, acronimo che sta per Formazione Forestale per l'Italia, ed è l'evento per formare i formatori che prepareranno le nuove leve di un antico e moderno lavoro, fondamentale però per la salvaguardia dell'ecosistema foresta. Un cantiere rivolto alle imprese, alle loro associazioni, alle agenzie formative e ai soggetti che nelle regioni e nelle province autonome del nord Italia si occupano di promuovere e realizzare la formazione professionale in campo forestale. Sì, l'Italia è coperta per un terzo da boschi e la maggior parte del legname lo importiamo dall'estero. L'obiettivo del progetto è quello di far tornare in auge la figura degli operatori boschivi, facendo comprendere a tutti che sono degli operatori professionali, capaci e competenti e che, se adeguatamente formati, sono in grado di gestire la più grande infrastruttura verde che il nostro paese ha. Diverse le dimostrazioni pratiche delle principali operazioni forestali: abbattimento, allestimento e sbosco aereo, sicurezza, per un progetto che vede coinvolte le regioni Piemonte, Capofila, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, ed è stato condiviso da tutte le altre. Le persone che vengono a visitare il Cansiglio spero notino la differenza da tante altre foreste. Qui ci troviamo in una zona dove Veneto Agricoltura coltiva la foresta, gestisce la foresta e lo fa con professionalità. Se poi pensate che Veneto Agricoltura nelle sue corde ha la formazione proprio a livello agricolo di tutti i settori, potete pensare come si riesca bene a conciliare formazione forestale, formazione delle persone che dovranno poi andare a istruire quelli che mi piace ancora chiamare boscaioli, con aziende che già fanno queste attività, con aziende che coltivano il bosco, con aziende che gestiscono il bosco. Ricordo a tutti che un bosco gestito ha un pregio naturalistico maggiore e ha una sicurezza maggiore. I boschi che non vengono gestiti da persone competenti spesso e volentieri sono cause di dissesti idrogeologici. Dunque motoseghi in azione in questo bosco della Serenissima, dove probabilmente l'attività selvicolturale aveva preso inizio. Il cantiere dimostrativo promosso dal settore foreste della Regione Veneto e realizzato da Veneto Agricoltura nell'ambito di Foritali è rivolto a imprese, associazioni, agenzie formative e a chi nelle regioni e nelle province promuove e realizza la formazione in campo forestale. È un discorso di riconoscibilità e di visibilità da un lato, dall'altra parte l'acquisizione di competenze in modo omogeneo e uniforme su tutto il territorio nazionale è sicuramente un fattore di competitività e di sviluppo. Oggi il sistema è molto variegato e in alcune regioni, prevalentemente nel centro e nel sud Italia, non c'è un sistema formativo in campo forestale. Se lei ha un figlio che vuole diventare boscaiolo, come impara questa professione? Oggi in molte regioni l'unica possibilità è quella di andare in un'impresa e di provare. Noi invece vogliamo far sì che ci sia un percorso formativo codificato, uniforme, in cui si acquisiscono le competenze in modo coordinato su tutto il territorio nazionale. Una volta che queste competenze sono acquisite, vengono certificate e sono riconosciute in tutto il territorio nazionale ed europeo. Una foresta delle meraviglie per imparare a preparare boscaioli provetti. Il Cansiglio, storica faggeta demaniale regionale gestita da Veneto Agricoltura, diventa dunque d'ora in poi palestra per maestri di motoseghe. Veneto Agricoltura gestisce questi 18.000 ettari e sono divisi in principali tre corpi aziendali, uno il Cansiglio, l'altra Foresta di Giazza, l'altra è il Monte Baldo sostanzialmente. Poi ci sono anche altre foreste che Veneto Agricoltura gestisce in sinistra e destra Piave, che sono foreste di dimensioni notevoli perché superano sempre i 200-300 ettari. Queste foreste però, quando vengono gestite da Veneto Agricoltura, quando si riesce a lavorarle, danno proprio dei risultati ottimi, sia da un punto di vista di essenze forestali che vengono prodotte all'interno, ma soprattutto da un punto di vista di biodiversità. La foresta gestita è una foresta che ha una biodiversità maggiore di una foresta abbandonata. Ora siamo qui per formare gli istruttori per fare esattamente questi lavori, riuscire a entrare nelle foreste, a lavorare le foreste in sicurezza. La sicurezza è la prima delle cose che un vero boscaiolo deve imparare, perché la difficoltà dei soccorsi è sempre una cosa, dei boschi è sempre una cosa difficile.